Il sindaco Brugnaro si deve dimettere. Il blind trust, una finzione presentata per rendere realizzabile il progetto ai Pili, area di sua proprietà e di terreni tossici perché inquinati. Così il consigliere di opposizione Nicola Pellicani. Mi sembra un atto di grande arroganza nei confronti della città. Non si è mai visto nella storia della Repubblica Italiana che un sindaco promuova un progetto immobiliare in un'area di sua proprietà. C'è un evidente conflitto di interessi che certo non può essere risolto e superato dai blind trust che ha presentato, che anzi sembra cucito su misura per rendere possibile questa operazione. L'area, comprata nel 2006 da Brugnaro per circa 5 milioni di euro da un bando fatto dal Demanio, vede ora protagonisti dell'operazione una società trevigiana con sede a Villorba e un noto imprenditore asiatico, Wong, già proprietario a Venezia di Palazzo Dunà e Puerio Papadopoli. Il sindaco pare sia interessato a vendere a questo grande e grosso imprenditore l'area. Certo, una volta ha fatto il cambio di destinazione d'uso della superficie dei Pili. Chiesto dall'opposizione un consiglio straordinario urgente per pretendere chiare spiegazioni del primo cittadino.